Sostituita la ruota al concorrente numero 9 Furia Light e la corsa prova a ripartire per la terza volta. I cavalli si stanno allineando in ordine ancora un po' sparso, ma l'importante è che tutto si sia risolto. Qualcuno ovviamente è un po' riottoso dopo questa attesa in pista, per esempio il numero 4 di Fair Play Fox che fa fatica a prendere la macchina, gli altri più o meno si sembrano allineati in maniera più o meno corretta per dare il via a questo settimo evento. Si entra in retta, accelera l'autostart. Si chiudono le ali e Folpek in un attimo è davanti a tutti, ma va di galoppo e quindi Folpek squalificato dalla seconda fila. Fitzgerald F partito davvero fortissimo, ma non è riuscito a prendere la prima posizione, dove invece si mette Farfallina Dan con Lorenzo Baldi al comando, seguito dal 5 di Frankie Bright, ma arriva subito però Fitzgerald F. Numero Roberto 3 Vecchione, formidabile e dopo il Caff 14-7 della curva chiede subito il permesso di mettersi in prima posizione. Disco verde, e a questo punto Roberto Vecchione dopo 400 metri passati in 29,9 è il leader della corsa. Seconda posizione per Farfallina Dan, poi il numero 5 di Frankie Bright, partito molto bene dal numero 5. Si assestano le posizioni, un po' di vantaggio per quello che guida il gruppo Fitzgerald F, 600 metri in 46,2. Spalle indietro Roberto Vecchione, che non ha motivo ovviamente di chiedere molto in questo momento al proprio allievo. Risale a destra Face to Face SBF, che inizia la sua risalita. Viene scuffiato in questo momento da Filippo Modi, il suo interprete, dopo 1-1-2 di passaggi ai primi 800 metri. E davanti c'è sempre Fitzgerald F con il suo numero 11, Farfallina Dan sempre vicinissima alla schiena di chi lo precede, avanza sempre di quel centimetro in più Face to Face BF, e 1,16,9 per il chilometro. Anche io lo provo a muovere le acque lì dietro e sono rimasti in 5 a giocarsele. Iolo sembra il cavallo che in questo momento ha la spinta maggiore e in effetti si lancia in terza ruota. Provo perlomeno ad andare a destra di Face to Face SBF, ma Face to Face SBF reagisce e si mette lei al fianco di Fitzgerald F quando siamo a metà dell'ultima curva. Il 14,8 è stato il parziale della retta delle scuderie. Si entra in retta d'arrivo con la sensazione che Face to Face SBF abbia effettivamente qualcosa di più. Filippo Monti deve comandare il suo, perché sta arrivando di nuovo Farfallina Dan all'interno. Farfallina Dan Face to Face SBF, e probabilmente, ma lo dobbiamo vedere ovviamente al rallentatore, sarà poi compito della giuria andare a verificare, Farfallina Dan è riuscita a mettere il nasino davanti a Face to Face SBF. Guardiamo lo slow motion, sì, c'è proprio un collo intero. Al secondo posto il 10, al terzo posto il 5 di Frankie Bright, quindi sono i primi 3 arrivati di questa ultima corsa, e quindi vince Farfallina Dan per l'allenamento e la guida di Lorenzo Baldi, la proprietà di Francesco Danna per questa femmina di 5 anni da Nadal Shiba e Ribas OM. Riapprezziamo ancora dal rallentatore la chiusa, dove sembrava poter raggiungere al primo posto il traguardo Face to Face SBM, invece si siede un attimo e arriva Farfallina Dan, che si aggiudica così l'ultima corsa del convegno. E noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 20:45, qua per l'inizio delle corse all'Ippodromo del Savio.